E qui siamo nel cuore della DOC. Ovviamente con il mio decreto del 2009 da ministro ho dato l'esclusiva dell'uso del nome Prosecco a 9 province, 5 in Veneto, escluse Verona e Rovigo, e 4 in Friuli Venezia Giulia. Oggi la produzione, diciamo, del mondo Prosecco, quindi di OCG e DOC, vale circa €1 miliardo di bottiglie. Considerate che il confronto con lo champagne è di almeno quasi il doppio delle bottiglie. Lo champagne fa solo 400 milioni, ma soprattutto ricordiamolo che c'è una bottiglia su 3 di bollicine al mondo che è Prosecco. Tutto questo però non ci deve far sedere negli allori, si guarda al mercato, si guarda al futuro, nuove prospettive. Insomma, abbiamo la produzione storica, quella delle colline, il Conegliano Valdobbiadene di OCG, che è ovviamente la nostra storia, assieme alla denominazione di OCG Asolo. Dall'altro c'è da dire che c'è una produzione importante anche nella zona della DOC. Le sfide quali sono? Sono quelle della certificazione ambientale del prodotto e della filiera, sono quelle ovviamente della sostenibilità in generale, perché il consumatore è attento, sono quelle di ragionare con una visione industriale, visto e considerato che andiamo sul mercato con 1 miliardo di bottiglie e dobbiamo puntare alla qualità e alla sostenibilità anche della produzione sui mercati. Quindi questo spetta anche ai produttori, per il tramite dei consorzi, delle associazioni di categoria, la programmazione della produzione.